E anche questa settimana siamo in chiusura di trasmissione che abbiamo aperto negli uffici della sede regionale di CISL Sardegna e concludiamo col professor Cao, che è reduce a fine anno di un viaggio importante in India, Nuova Delhi, dove il distretto aerospaziale ha presentato un progetto che ha richiamato l'attenzione anche della stampa nazionale. Di che cosa si trattava, professore? Sì, intanto grazie naturalmente per l'attenzione alle attività che portiamo avanti. Nell'ambito del grande progetto che è con capofila Università di Sassari, finanziato sui fondi del PNRR, è prevista un'azione di divulgazione che si è in questo caso specifico estrinsecata con riferimento all'aerospazio, lo SPOC che il sottoscritto coordina, con questa missione organizzata dai colleghi sassaresi particolarmente, in particolare il professor Plinio Innocenzi, la professoressa Antonella Pantaleo e il professor Ugo Della Croce, che insieme ai loro allievi sono stati invitati in India, se non ricordo male a Bangalore certamente, ma mi pare anche a Nuova Delhi, per degli incontri organizzati insieme all'ambasciata italiana in India, che avevano come obiettivo quello di divulgare le possibili interazioni, anche le possibili interazioni con il paese indiano in materia aerospaziale. C'è stato, come è noto, un accordo siglato dal nostro governo qualche mese fa con l'India proprio su questo tema e questo tipo di incontro si inserisce in questo filone. Il tema era uno dei temi, l'alimentazione nell'aerospazio. Sì, il tema era questo, anche perché proprio nell'ambito del progetto che stiamo portando avanti, insieme anche all'Università di Teramo, oltre che a quella di Cagliari e di Sassari, è prevista una disamina di numerose tipologie di microalghe che possano, diciamo, supportare le missioni degli astronauti sul pianeta Marte, per esempio. E questo tipo di attività noi la svolgiamo attraverso sia un'apparecchiatura che va sotto il nome di clinostato, che è disponibile presso l'Università di Sassari, ma ora anche a Cagliari, sebbene in dimensioni più piccole. Con questa apparecchiatura abbiamo la possibilità di simulare le condizioni marziane e quindi di provare a capire se queste microalghe, che hanno delle caratteristiche nutraceutiche particolarmente rilevanti, possono essere appunto di utilizzo per future missioni umane sul pianeta rosso.